Sì, assolutamente, mi sento e sono antifascista, la mia storia, mio nonno era partigiano, pertanto questa è la nostra storia, la storia del nostro paese, la storia dei nostri nonni e dobbiamo comunque mantenere questi valori vivi e ricordare. Esponente da sempre di Forza Italia, Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, dice chiaramente da che parte sta dopo le polemiche più forti che mai sul 25 aprile e sul ruolo dell'antifascismo. Chi si dichiara fascista in questo momento storico vuol dire veramente che non ha né le capacità né diciamo la cultura per governare un paese. Ma secondo lei occorre dirsi antifascisti? No, io lo do per scontato, dal momento che sei un cittadino libero, lo sei. Messaggio chiaro quello di Crosato, soprattutto per gli alleati più a destra, che arriva nel giorno in cui a Cessalto, Comune e ANPI San Donatese presentano uno studio, un libro sui cosiddetti IMI, gli internati militari italiani. Gli IMI furono dei soldati italiani catturati dopo l'8 settembre del 1943 che resistettero al nazifascismo nei campi di lavoro dal 1903 al 1945 senza aderire alle offerte nazifasciste per rientrare e riarruolarsi con loro. Tra questi, quelli ritornati, ci fu mio nonno Riccardo Fantin, internato a Gelsenkirchen, lavorava in una fonderia e per 2 anni ha resistito e poi fortunatamente è ritornato a casa da mia nonna Norina. Storie individuali e collettive che ora sono pronte a diventare anche un percorso cicloturistico tra storia e paesaggio. Laddove questi resistenti, questi combattenti si nascondevano con l'aiuto delle famiglie. Siamo in un territorio completamente diverso, non è la montagna, siamo in un territorio piatto con poche opportunità se non quelle della ospitalità delle famiglie. Bisogna schierarsi. Un famoso partigiano del Gradiscano, Dino Zanuttin, che ora non c'è più, mi ha sempre detto: tu ricordati che ogni volta che apri bocca tu fai politica. L'antifascismo però non è un valore politico, è un valore civile dell'Italia, nata dopo appunto la Seconda Guerra Mondiale, nata dalla Costituzione italiana.